Stasera parleranno tutti o quasi da Porta di Ponte, il cuore della città, quel cuore ormai fortemente provato, malato, e oggi i segnali di sofferenza sono più che mai allarmanti. Ecco allora le terapie di intervento per cercare di salvare Agrigento, ma a scegliere quella potenzialmente più adatta saranno domenica e lunedì gli elettori, al termine di una campagna elettorale che per la verità è stata scandita più da polemiche e veleni che da confronti e dibattiti sui contenuti e sui programmi. Oggi gli ultimi appelli, poi calerà il silenzio. Si parte alle ore 18, il primo a salire sul palchetto allestito all'ingresso di Via Atenea. L'ordine è stato stabilito dal sorteggio effettuato dalla prefettura. Sarà il candidato sindaco Emanuele Dalli Cardillo, sostenuto dal Movimento 5 Stelle. A sponsorizzarlo il deputato nazionale grillino Alessandro Di Battista. Un'ora più tardi toccherà ad Andrea Cirino di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Alle 20:30 sarà il turno di Silvio Alessi, che può contare su 4 liste: Patto per il territorio, Ama la tua città, Io cambio con Progetto Agrigento, Forza Silvio e PDR. In tarda serata comizio di Giuseppe Arnone, appoggiato dalla lista Liberiamo Agrigento. Lillo Filetto ha invece preferito chiudere la campagna elettorale qualche metro più avanti, nella piazzetta San Francesco. L'ex sindaco di Porto Empedocle, che sarà spinto da PD, Area Popolare, Agrigento cambia, Agrigento rinasce, Sicilia Democratica, Solidarietà e Futuro e Uniti per la città, avrà al suo fianco Enzo Bianco, sindaco di Catania. Previsto anche uno spettacolo musicale. Lontano dal centro cittadino gli altri 2 candidati a sindaco. Marco Marcolin di Noi con Salvini incontrerà alle 19 gli agrigentini per l'appello finale nel suo comitato elettorale in via Seneto. In zona, nelle adiacenze del campo sportivo presso la Villetta, comizio alle ore 20 di Giuseppe Di Rosa, sostenuto dalla lista Cambiamento. Parteciperanno l'ex sindaco di Racalmuto Salvatore Petrotto e l'ex sindaco di Porto Empedocle Paolo Ferrara.